Ora, faccio questo video, credo un po' per esorcizzare, cercare di tirar fuori un po' di cose nella speranza che possa far bene anche a me. E, ora sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare, non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli, ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto, insomma, quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto e quindi se anche è una cosa che sicuramente mi sento di fare in futuro, quello di raccontare questa mia nuova avventura, perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso. E, cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare. Mi rendi conto che in questi anni è come se avessi avuto in questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso e, e solo ora mi rendo conto dell'importanza magari di essere riuscito magari a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile, perché quell'album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me. E quindi anche questo forse mi sta riuscendo ad attribuire un valore di una cosa che prima magari non notavo. E quindi niente, mi sentivo di buttare fuori un po' di merda, letteralmente, e nient'altro. In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre, eh, ma sono pronto ad affrontare, diciamo, questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. E ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni e tutti i miei amici e la mia famiglia e vi mando un abbraccio grande e spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile. Ciao. Ultima cosa che avrei dovuto comunicare a cose fatte, ma non so se in questi giorni avrò il tempo di poterlo fare, quindi ci tenevo semplicemente a dire che tramite la mia fondazione abbiamo acquistato un automezzo speciale che può trasportare medicinali sotto un certo tipo di refrigerazione per donare e trasportare medicinali speciali alla popolazione ucraina. E niente, questo automezzo è stato acquistato dalla mia fondazione e verrà donato direttamente alla Croce Rossa, che in questi giorni lo riceverà e potrà farne, sono sicuro, ne farà buon uso. Ecco, tutto qua.